Che i ministri si concentrino su quello che è il loro dovere e non si preoccupino tanto dell'ora in cui è nato, sarebbe nato Gesù bambino, perché la celebrazione liturgica non ha mai inteso intercettare l'ora della nascita di Gesù. La cosa fa anche abbastanza sorridere. Pungente e diretto, ma con la pacatezza che da sempre lo contraddistingue, il patriarca di Venezia è intervenuto nella trasmissione Ring affrontando le tematiche attuali. In primis la polemica sull'orario della messa di Natale sollevata dal ministro Boccia con una battuta per molti fedeli infelice. Non è un problema quello che ha agitato o ha cercato di risolvere il ministro Boccia. Noi vogliamo obbedire alla legge come dei buoni cittadini, che però, ripeto, hanno anche la maturità di comprendere come gestire loro le celebrazioni e senza aver bisogno di consigli teologici di chi magari è meno attrezzato come studi in materia. Moraglia si sofferma poi sul dibattito che negli ultimi mesi ha coinvolto decine di virologi. Abbiamo bisogno di sicurezza, però molte volte stiamo assistendo in questi mesi a delle diatribe, a dei combattimenti tra i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto, si delegittimano certe volte, più volte al giorno, con teorie, opinioni, ipotesi. Ecco, tutto questo non fa bene alla nostra gente. Di qui un messaggio anche al mondo politico. La fretta non è mai una buona consigliera e i vaccini hanno bisogno di essere testati e di essere sicuri. Anche chi non fa politica ha bisogno di una politica buona, di una politica diversa da quella che noi vediamo attualmente. Chi governa, al di là della coalizione che rappresenta, deve essere capace di dare una linea unitaria e non essere in dubbio o litigioso, in contrasto